Celebriamo l'Eucarestia, il grande rendimento di grazie a Dio per i suoi benefici, al quale si aggiunge un ulteriore motivo di gioia per la nostra Chiesa di Vittorio Veneto. In questa celebrazione, infatti, il Vescovo Corrado ordinerà presbitero Don Federico Amianti, originario della parrocchia di Farra di Soligo. Seguendo la tradizione testimoniata fin dall'epoca apostolica, con l'imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione, viene inserito nell'ordine sacro colui che il Signore chiama a servirlo nella sua Chiesa, per l'annuncio del Vangelo e la santificazione dei fratelli mediante i sacramenti. Il ministero ordinato nella Chiesa è a servizio della crescita e dello sviluppo di tutte le vocazioni, anzitutto di quella fondamentale del battesimo, quindi delle vocazioni alla vita consacrata e alla vita coniugale, alla vita missionaria, ed è a servizio di tutti i carismi e ministeri istituiti e spontanei che nascono dal battesimo. La celebrazione che viviamo ci permette di rinnovare ancora una volta la nostra gratitudine e riconoscenza al Signore, che continua a benedire la sua Chiesa e a prendersi cura di essa. Disponiamo il nostro cuore nel raccoglimento per vivere in questa Eucaristia l'incontro con Dio Padre attraverso il suo Figlio Gesù in una rinnovata effusione dello Spirito Santo sull'intera Chiesa e su colui che sarà ordinato presbitero. Accogliamo ora il Vescovo con i suoi ministri nell'ingresso in cattedrale con il canto che troviamo all'inizio del libretto.
Accostiamo a questa cena come suoi figli, Dio ci invita, mangiamo il pane che ci dà vita. Che Cristo resti in mezzo a noi, nell'unità di un solo corpo, noi che mangiamo lo stesso pane. Tutta la terra acclami a Dio, lo riconosca il suo creatore, egli è datore di ogni bene. Qui convocati dal Signore, noi ascoltiamo la sua voce nella parola a noi donata. Cristo è il pane della vita, cibo che dona forza e gioia nel quotidiano nostro cammino. Gridiam di gioia al nostro Dio, cantiam per Lui che è buono, perché eterno è il suo amore. Dio ci accoglie in casa sua, Dio ci invita alla sua festa, giorno di gioia ed allegrezza. Alleluia. Che Cristo chiama a questa cena come suoi figli, Dio ci invita, mangiamo il pane che ci dà vita.
che Cristo resti in mezzo a noi, nell'unità di un solo corpo, noi che mangiamo lo stesso pane. Dio ci accoglie in casa sua, Dio ci invita alla sua festa, giorno di gioia ed allegrezza. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Vi saluto, cari fratelli e sorelle, saluto i sacerdoti, saluto il nostro caro Don Armando, Monsignor Armando Bucciol, che è qui con noi per celebrare questa ordinazione. Saluto il candidato, Don Federico, i suoi genitori, tutti i familiari, i parenti e tutti i fedeli che sono qui da San Medemiano, Farra di Soligo e da altre parrocchie dove ha prestato il suo servizio. È un momento di gioia per tutta la nostra Chiesa, l'ordinazione di un nuovo pastore. Preghiamo fin da questo momento per lui, affidiamolo al Signore e prepariamoci a vivere bene questa Santa Messa. Anzitutto chiediamo umilmente e con fiducia il perdono e la misericordia del Signore per essere più degni di partecipare ai santi misteri. Signore, accorda a noi il tuo perdono. Contro te abbiamo peccato. Mostraci la tua misericordia e noi saremo salvati. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Filii
unigenite Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritus, in gloria Dei Patris. Amen. Preghiamo. Signore Dio nostro, che guidi il tuo popolo mediante il ministero dei sacerdoti, concedi a Federico, diacono della tua Chiesa, oggi da te eletto al presbiterato, di essere perseverante nel servire la tua volontà, perché nel ministero e nella vita possa renderti gloria in Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal Libro dei Numeri. In quei giorni Mosè disse al Signore: perché non ho trovato grazia ai tuoi occhi al punto di impormi il peso di tutto questo popolo? L'ho forse concepito io, tutto questo popolo? O l'ho forse messo al mondo io perché tu mi dica: portalo in grembo, come la nutrice porta il lattante, fino al suolo che tu hai promesso con giuramento ai suoi padri? Non posso io da solo portare il peso di tutto questo popolo. È troppo pesante per me. Se mi devi trattare così, fammi morire piuttosto. Fammi morire se ho trovato grazia ai tuoi occhi, che io non veda più la mia sventura. Il Signore disse a Mosè: radunami 70 uomini tra gli anziani di Israele, conosciuti da te come anziani del popolo e come loro scribi. Conducili alla tenda del convegno, vi si presentino con te. Io scenderò e lì parlerò con te. Toglierò dello spirito che è su di te e lo porrò su di loro, e porteranno insieme a te il carico del popolo, e tu non lo porterai più da solo. Mosè dunque uscì e riferì al popolo le parole del Signore. Radunò 70 uomini tra gli anziani del popolo e li fece stare intorno alla tenda. Allora il Signore scese nella nube e gli parlò. Tolse parte dello spirito che era su di lui e lo pose sopra i 70 uomini anziani. Quando lo spirito si fu posato su di loro,
quelli profetizzarono. Parola di Dio. Servite il Signore nella gioia. Servite il Signore nella gioia. Acclamate il Signore, voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza. Servite il Signore nella riconoscete che solo il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo. Varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il suo nome. Perché buono è il Signore, il suo amore è per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione. Servite il Signore nella gioia. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, siate moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto, conservate tra voi una carità fervente, perché la carità copre una moltitudine di peccati. Praticate l'ospitalità gli uni verso gli altri, senza mormorare. Ciascuno, secondo il dono ricevuto, lo metta a servizio degli altri, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Chi parla lo faccia con parole di Dio. Chi esercita un ufficio lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio. Alleluia, alleluia.
chiamato amici, dice il Signore, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Alleluia, alleluia, Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimarrete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amate gli uni gli altri. Parola del Signore. lode a te, o Cristo. Possiamo sedere. Inserito nella liturgia della parola, inizia ora il rito di ordinazione con l'appello del candidato al ministero presbiterale. Con questo gesto la Chiesa locale, secondo un'antica consuetudine, presenta l'ordinando al Vescovo, il quale ne riconosce pubblicamente l'autenticità della vocazione, frutto dell'azione dello Spirito Santo. È compito del seminario vescovile aiutare il Vescovo nell'accompagnamento e nella preparazione dei futuri presbiteri. Per questo è il rettore di questo istituto a chiedere al Vescovo l'ordinazione del candidato. Si presenti colui che deve essere ordinato presbitero, Don Federico Amianti, della parrocchia di Farra di Soligo. Eccomi.
Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questo nostro fratello sia ordinato presbitero. Sei certo che ne sia degno? Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e secondo il giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione, posso attestare che ne è degno. Con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo, nostro Salvatore, noi scegliamo questo nostro fratello per l'ordine del presbiterato. A Lui onore e gloria. Ciascuno, secondo il dono ricevuto, lo metta a servizio degli altri. Così abbiamo sentito nella seconda lettura tratta dalla lettera di Pietro. Ciascuno, secondo il dono ricevuto, lo metta a servizio degli altri. Pietro enuncia un principio che è assolutamente fondamentale nel modo cristiano di vedere l'uomo, di vedere e comprendere la vita umana. Ho detto nel modo cristiano, ma secondo me si dovrebbe dire nel modo semplicemente umano, dovrebbe essere proprio così. E qual è questo principio? I doni che tu ricevi devono rimanere tali, cioè doni. Mai devono diventare possesso. Devono sempre restare doni, non solo quando tu li ricevi, ma anche quando li usi, li adoperi. Devi imparare a donarli, più precisamente a metterli a servizio degli altri. Ciascuno, secondo il dono ricevuto, lo metta a servizio degli altri. Magari fossimo tutti capaci di vivere così. San Pietro ce lo ricorda. E quali sono i doni che abbiamo ricevuto? Quali sono i doni particolari che tu, Don Federico, hai ricevuto? Certo, si potrebbe cominciare dal primo, dalla vita e avanti, ma restiamo alle parole della scrittura che abbiamo sentito oggi, che ci indirizzano nel modo giusto. Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Le parole del Vangelo. Qui il dono è chiaramente l'amore di Gesù, un amore che ha origine dal Padre e che ci viene comunicato gratuitamente, senza condizioni, senza riserve. Ecco il primo e fondamentale dono che abbiamo ricevuto, che tu hai ricevuto, l'amore del Padre attraverso l'amore di Gesù. Questo amore, nel testo di Giovanni che abbiamo appena letto, si concretizza nel fatto che Gesù non ci considera più degli estranei o dei servi, ma ci chiama e ci considera amici. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici. E questo è il secondo dono, l'amicizia personale, non un'amicizia generica. A volte intendiamo l'amore di Dio, sì, l'amore di Dio, Dio ama tutto, ama anche gli animali, le cose, sì. No, c'è un'amicizia personale, unica con Gesù. Anche qui un'amicizia gratuita, incondizionata, non costituita dai nostri meriti, ma esclusivamente dall'iniziativa di Gesù. Dono, puro dono. In terzo luogo, proprio perché siamo amici di Gesù, egli ci ha fatto conoscere ciò che ha udito dal Padre. Vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. L'amore di amicizia diventa condivisione di quello che è il progetto
del Padre su di noi. Gesù non ci ha tenuto all'oscuro delle cose più importanti, ma da vero amico ci ha comunicato quello che San Paolo chiamerà il mistero nascosto nei secoli, cioè il progetto di farci figli nel Figlio. Questo è il progetto del Padre. Il quarto dono potremmo considerarlo giustamente la gioia. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Certo, anche molti altri doni ci dà Gesù, la sua parola di ogni giorno, la sua Eucaristia, il suo perdono e così via. Le altre persone, la Chiesa, ma tutto questo si riassume in questi 4 doni che Gesù ci comunica. Il suo amore che ha origine dal Padre, il dono di chiamarci e di considerarci amici, la rivelazione del progetto di amore del Padre, la gioia. Nel caso tuo, Don Federico, potremmo anche parlare di un quarto dono. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Questo si può dire certamente di ogni cristiano, di ogni battezzato, ma la scelta che ha fatto su di te e il frutto che domanda a te è particolare, quello del ministero ordinato. Predicatore della parola di Dio, santificatore del popolo attraverso la celebrazione dei sacramenti, guida della comunità nella carità. In ogni caso, ti ricorda San Pietro, questi doni che il Signore ti ha fatto, egli ti domanda di metterli a servizio degli altri. Ciascuno, secondo il dono ricevuto, lo mette a servizio degli altri, come buon amministratore della multiforme grazia di Dio. La grazia di Dio ha molte forme, certo. Tu devi sentirti oggetto di questa grazia che ti è donata gratuitamente e insieme soggetto chiamato a farla giungere agli altri. E Pietro scende anche in qualche particolare. Chi parla lo faccia con parola di Dio. Certo, quelle parole che il Signore, trattandoti da amico, ti ha rivelato, proprio perché ti considera amico e non servo. Chi esercita un ufficio lo compia con l'energia ricevuta da Dio, certo, l'energia che viene dal sentirti amato, l'energia che deriva dalla gioia che il Signore ha fatto crescere in te fino alla pienezza. Questa confidente amicizia con Gesù che diventa partecipazione alle cose stesse di Dio non solo è fonte di gioia per te, ma deve diventarlo anche per gli altri, perché in tutto, dice San Pietro, sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, cioè si compia il suo progetto in pienezza, perché tutti possano partecipare a questa gioia piena che Gesù intende donare senza misura e senza riserve a chi accoglie la sua amicizia. Caro Don Federico, il dono che stai per ricevere è un dono che riempirà di gioia la tua vita, a condizione che tu ti fidi dell'amicizia con il Signore Gesù, a condizione che tu rimanga in quell'amore che Egli ti ha donato. Ci saranno certamente momenti di fatica, momenti anche di tribolazione, di prova. Ogni vocazione cristiana li incontra, lo sappiamo bene. E tuttavia, se ti manterrai costantemente aperto a questa parola, a questa promessa che oggi è risuonata sulla tua vita, certamente non mancherà la letizia interiore, la serenità e quella pace che solo il dono di Dio può far crescere nel cuore di una persona umana. L'ordinando manifesterà ora davanti al Vescovo e al popolo di Dio
la volontà di accogliere gli impegni che il ministero presbiterale comporta. Di seguito, nel canto delle litanie dei santi, che pregheremo in ginocchio, chiederemo a Dio, per questo nostro fratello, la grazia dello Spirito Santo. Infine, il Vescovo e i presbiteri imporranno le mani sul capo dell'ordinando e con la solenne preghiera di ordinazione ne sarà espresso il significato e la portata del gesto. Figlio carissimo, prima di ricevere l'ordine del presbiterato, devi manifestare davanti al popolo di Dio la volontà di assumerne gli impegni. Vuoi esercitare per tutta la vita il ministero sacerdotale nel grado di presbitero come fedele cooperatore dell'ordine dei vescovi nel servizio del popolo di Dio sotto la guida dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Vuoi adempiere degnamente e sapientemente il ministero della parola nella predicazione del Vangelo e nell'insegnamento della fede cattolica? Sì, lo voglio. Vuoi celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo, secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della riconciliazione, a lode di Dio e per la santificazione del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Vuoi insieme con noi implorare la divina misericordia per il popolo a te affidato, dedicandoti assiduamente alla preghiera come ha comandato il Signore? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Vuoi essere sempre più strettamente unito a Cristo, sommo sacerdote, che come vittima pura si è offerto al Padre per noi, consacrando te stesso a Dio insieme con Lui per la salvezza di tutti gli uomini? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre Onnipotente, perché colmi dei suoi doni questo suo Figlio che ha voluto chiamare all'ordine del presbiterato. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Santa Maria, Madre di Dio, San Michele, Santi Angeli di Dio, San Giovanni Battista, San Giuseppe, Santi Patriarchi e Profeti, Santi Pietro e Paolo,
Sant'Andrea, San Giovanni, San Marco, Santi Apostoli ed Evangelisti, Santa Maria Maddalena, Santi discepoli del Signore, Santo Stefano, Sant'Ignazio di Antiochia, San Lorenzo, Santi Ermagora e Fortunato, Sante Perpetua e Felicita, Sant'Agnese, Santa Augusta, Santi Martiri di Cristo, San Gregorio, Sant'Agostino, Sant'Atanasio, San Basilio, San Martino, San Vendemiale, San Benedetto, San Venanzio Fortunato, San Tiziano, San Magno, San Federico, Santi Cirillo e Metodio, Santi Francesco e Domenico, San Rocco, San Felice, San Luigi Gonzaga, San Francesco Saverio, San Francesco di Sales, San Giovanni Maria Vianney, San Giovanni Bosco, San Luigi Guanella, San Giovanni XXIII, San Paolo VI, San Giovanni Paolo II, Santa Brigida, Santa Caterina da Siena, Santa Teresa d'Avila, Santa Teresa di Gesù Bambino, Beato Marco Daviano, Beato Luigi Tezza, Beato Claudio Granzotto, Beato Giuseppe Toniolo, Beato Luigi Caburlotto, Beata Giuliana da Collalto,
Beata Maria Pia Mastena, Beato Cosma Spessotto, Beato Pino Pugliesi, Beato Giovanni Paolo I, Santi e sante tutti di Dio, nella tua misericordia, da ogni male, da ogni peccato, dalla morte eterna, per la tua incarnazione, per la tua morte e risurrezione, per il dono dello Spirito Santo, noi peccatori ti preghiamo. Conforta e illumina la tua Santa Chiesa. Proteggi il Papa, i Vescovi, i sacerdoti e tutti i ministri del Vangelo. benedici questo tuo eletto. Benedici e santifica questo tuo eletto. Benedici, santifica e consacra questo tuo eletto. Manda nuovi operai nella tua messe. Dona al mondo intero la giustizia e la pace. Aiuta e conforta tutti coloro che sono nella prova e nel dolore. Custodisci e conferma nel tuo servizio noi e tutto il popolo a te consacrato. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera e fondi la benedizione dello Spirito Santo e la potenza della grazia sacerdotale su questo tuo Figlio. Noi lo presentiamo a te, Dio di misericordia, perché sia consacrato e riceva l'inesauribile ricchezza del tuo dono per Cristo nostro Signore.
Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, artefice della dignità umana, dispensatore di ogni grazia, che fai vivere e sostieni tutte le creature e le guidi in una continua crescita, assistici con il tuo aiuto. Per formare il popolo sacerdotale, tu hai disposto in esso in diversi ordini, con la potenza dello Spirito Santo, i ministri del Cristo tuo Figlio. Nell'antica alleanza presero forma e figura i vari uffici istituiti per il servizio liturgico. A Mosè e ad Aronne, da te prescelti per reggere e santificare il tuo popolo, associasti collaboratori che li seguivano nel grado e nella dignità. Nel cammino dell'Esodo comunicasti a 70 uomini saggi e prudenti lo spirito di Mosè tuo servo, perché egli potesse guidare più agevolmente con il loro aiuto il tuo popolo. Tu rendesti partecipi i figli di Aronne della pienezza del loro padre, perché non mancasse mai nella tua tenda il servizio sacerdotale previsto dalla legge per l'offerta dei sacrifici che erano ombra delle realtà future. Nella pienezza dei tempi, Padre Santo, hai mandato nel mondo il tuo Figlio Gesù, apostolo e pontefice della fede che noi professiamo. Per opera dello Spirito Santo, egli si offrì a te, vittima senza macchia, e rese partecipi della sua missione i suoi apostoli, consacrandoli nella verità. Tu aggregasti ad essi dei collaboratori nel ministero per annunziare e attuare l'opera della salvezza. Ora, o Signore, vieni in aiuto alla nostra debolezza e donaci questi collaboratori di cui abbiamo bisogno per l'esercizio del sacerdozio apostolico. Dona, Padre Onnipotente, a questo tuo Figlio la dignità del presbiterato. Rinnova in lui l'effusione del tuo spirito di santità. Adempia fedelmente, o Signore, il ministero del secondo grado sacerdotale da te ricevuto e con il suo esempio guidi tutti ad un'integra condotta di vita. Sia degno cooperatore dell'ordine episcopale, perché la parola del Vangelo, mediante la sua predicazione, con la grazia dello Spirito Santo, fruttifichi nel cuore degli uomini e raggiunga i confini della terra. Sia insieme con noi fedele dispensatore dei tuoi misteri, perché il tuo popolo sia rinnovato con il lavacro di rigenerazione e nutrito alla mensa del tuo altare. Siano riconciliati i peccatori e i malati ricevano sollievo. Sia unito a noi, o Signore, nell'implorare la tua misericordia per il popolo a te affidato e per il mondo intero. Così la moltitudine delle genti riunita in Cristo diventi il tuo unico popolo che avrà il compimento nel tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Possiamo sedere. I gesti che ora saranno compiuti manifestano la grazia e il significato del ministero ricevuto. Accompagniamo con i canti che troviamo nel libretto. Amen.
ravviva il dono che possiedi e che ti è stato conferito con l'imposizione delle mani, per il bene del corpo di Cristo che è la Chiesa. Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio.
ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. La pace sia con te. Pasci il gregge di Cristo, guidandolo gioiosamente secondo Dio e facendoti modello di tutti. Renditi consapevole di ciò che fai, imita con la vita ciò che celebri, cammina sulle strade del Vangelo che annunci. Come il Padre ha mandato me, così anch'io mando voi, ripete oggi il Signore. Portate il mio amore a tutti gli uomini.
avete scelto me, ma io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portate frutti di bene. Possiamo rimanere seduti. Inizia ora la liturgia eucaristica. Partecipiamo al canto Sei tu Gesù. Sei tu Gesù il centro vivo della storia. Alleluia. E chi ti accoglie nella gioia sarà salvo. Alleluia. 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 Tu ci riveli un Dio che è Padre onnipotente. Alleluia. Un Dio che ha amato tutti di un amore grande. Alleluia. 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 Sei tu che doni ancora all'uomo la tua vita. Alleluia. E che rinnovi in questo tempo i tuoi prodigi. Alleluia. 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 Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
O Dio che hai posto i sacerdoti al servizio del santo altare del tuo popolo, per la potenza di questo sacrificio fa che il loro ministero sia a te gradito e produca nella tua Chiesa i frutti che rimangano per sempre, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Con l'unzione dello Spirito Santo hai costituito il tuo Figlio unigenito, mediatore della nuova ed eterna alleanza, e con disegno mirabile hai voluto che il suo unico sacerdozio fosse perpetuato nella Chiesa. Egli comunica il sacerdozio regale a tutto il popolo dei redenti. Nel suo amore per i fratelli sceglie alcuni che mediante l'imposizione delle mani rende partecipi del suo ministero di salvezza, perché rinnovino nel suo nome il sacrificio redentore e preparino ai tuoi figli il convito pasquale. Servi premurosi del tuo popolo lo nutrano con la parola e lo santifichino con i sacramenti. Donando la vita per te e per la salvezza dei fratelli, si conformino all'immagine di Cristo e ti rendano sempre testimonianza di fede e di amore. E noi, o Signore, insieme con tutti gli angeli e i santi, cantiamo con esultanza l'inno della tua lode. Pleni sunt cieli et terra, gloria, gloria tua. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli,
nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Tiziano e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Assisti nel suo ministero il nostro fratello Don Federico, oggi ordinato presbitero della tua Chiesa. Fa che sia fedele dispensatore dei santi misteri per l'edificazione del tuo regno. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, con la preghiera silenziosa e con il canto, disponiamoci ad accogliere il Signore Gesù risorto e presente tra noi. L'Eucarestia sarà distribuita davanti all'altare della celebrazione e nelle navate laterali davanti ai primi due altari. Accostiamoci con ordine al sacerdote più vicino.
vita, dono di Dio Padre, germe di speranza, di immortalità. Trovi la salvezza chi spera in te e crede. Cristo nostra via e vita e verità. Fonte d'acqua viva per la nostra sete, fonte di ogni grazia per l'eternità. Cristo nostra luce, Cristo nostra Pasqua, solo in te la gioia, o Dio di bontà. Dio della grazia, Dio dell'amore, dona alla tua Chiesa pace e santità. Siede alla tua mensa, beve alla sorgente, rendila perfetta nella fraternità.
Preghiamo. Questa Eucaristia che abbiamo offerto e ricevuto santifichi la tua Chiesa, o Signore, e fa che i sacerdoti e i fedeli, sempre uniti a te in comunione di amore, servano degnamente la tua gloria per Cristo nostro Signore. Amen. Concludiamo questa intensa celebrazione chiedendo la benedizione del Signore su Don Federico, ma anche su tutti noi e su tutta la nostra Chiesa. Ringrazio tutti i partecipanti, sacerdoti, diaconi, fedeli, consacrati. È un momento, come ricordavo all'inizio, di festa e di speranza per la nostra diocesi. Auguriamoci che di questi momenti continuino ad essercene, perché ne abbiamo davvero bisogno. La preghiera che abbiamo di consacratoria diceva: questi collaboratori di cui abbiamo bisogno, è vero, lo sapete meglio di me. Quindi invochiamo anche il Signore perché i giovani, i ragazzi che si sentono chiamati al Signore a questa strada abbiano il coraggio, anche grazie all'esempio di persone come Federico, di rispondere con il loro eccomi, trepidante se si vuole, ma generoso. Il Signore sia con voi. Dio, origine e guida della Chiesa, ti protegga sempre con la sua grazia perché tu possa adempiere con fedeltà la tua missione di presbitero. Egli ti renda nel mondo servo e testimone della verità e dell'amore, fedele ministro della riconciliazione. Faccia di te un pastore autentico che distribuisce il pane e la parola di vita ai credenti perché crescano sempre più nell'unità del corpo di Cristo. Amen. E su voi tutti che avete partecipato a questa santa liturgia scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Siamo ora invitati in seminario per salutare il sacerdote novello Don Federico.
risveglio